come Unicredit abbiamo deciso appunto di rinnovare per il terzo anno il sostegno a questa importante iniziativa, intanto perché crediamo fortemente che la Sardegna non possa permettersi di non sostenere in misura sempre più crescente un settore così importante e strategico come quello del turismo. E in questo contesto, a maggior ragione, Unicredit, come una delle principali istituzioni finanziarie del paese, vuole fare la sua parte, vuole giocare la sua partita, continuando a sostenere il settore in misura sempre più crescente, magari anche più in profondità e magari sollevando il livello di qualità, diciamo, degli interventi. Il settore con tutte, diciamo, le sue articolazioni. Il Tourism It Forum ormai da anni si è accreditato come eccellente laboratorio di idee, mi viene da dire, dove si socializzano esperienze, ma anche progetti, e conseguentemente funge un po' da cassa di risonanza anche delle istanze che gli operatori del settore muovono, anche alla luce delle innumerevoli e mutevoli innovazioni tecnologiche. Mi viene in mente in primis la digitalizzazione diciamo, con cui si stanno confrontando, ma anche delle diversificate abitudini al consumo e all'acquisto, diciamo, della clientela finale. Una clientela sempre più esigente, più attenta, più curiosa, direi più comparativa perché più social. Ora, su questo Unicredit ha messo a punto, ha definito un programma, l'ha chiamato, c'è probabilmente anche un logo tra i loghi della manifestazione, chiamandolo Made for Italy, nome evocativo, diciamo, che è rivolto alle imprese, clienti e non, che supporta lo sviluppo di diversi progetti sul territorio. Questo programma intende favorire un sistema integrato, turismo-agricoltura, per la crescita e la valorizzazione dei territori e del tessuto imprenditoriale. Partendo da una considerazione o da una premessa, cioè il fatto che ormai l'offerta turistica sempre più rapidamente si sta modificando, molto probabilmente anche in virtù di un cambiamento della domanda. Poi voi meglio di noi sapete questo, operatori del settore, perché come si dice adesso il turista vuole vivere il viaggio in una dimensione di esperienza. Mi ha molto incuriosito uno dei primi interventi di stamattina da parte di un autorevole relatore, se non erro spagnolo, il quale ha fatto una citazione, ha detto una cosa che un po' magari forse provocatoriamente, però ha detto il turista non vuole fare più il turista, non vuole essere il turista, nel senso che facendo quasi pensare che essendo ormai l'esperienza turistica un pezzo dell'esperienza di vita, quasi facendo intendere che non ci debba essere, come dire, soluzione di continuità tra l'una e l'altra. E questo, a mio avviso, porta a dover rivedere l'offerta, una nuova offerta, che a questo punto sia in grado anche di coinvolgere, di valorizzare tutto il patrimonio di risorse locali e soprattutto di promuovere un'interazione e un'integrazione tra tutti gli attori del mercato, proprio in un'ottica, come capita anche in altri settori, di catena del valore. Ora, tutto questo Unicredit intende declinarlo attraverso precise linee d'azione strategiche che sfruttino in prima battuta il radicamento territoriale e il know-how di Unicredit. Quando parliamo di radicamento territoriale, nello specifico, questo in generale, ma diciamo nello specifico nel territorio sardo, parliamo di 35 filiali al servizio delle famiglie e degli operatori economici minori, parliamo di 2 centri imprese
al servizio delle PMI, un'area corporate, diciamo che per le imprese più dimensionate, e un'area private banking che, diciamo, oltre ad occuparsi della gestione di piccoli o grandi patrimoni, offre una consulenza, quindi un advisoring di primissimo livello per quanto riguarda alcune tematiche che, oltre che essere di grande rilevanza, sono anche di grande attualità, in Sardegna e non solo, relative ad esempio al ricambio generazionale, a implicazioni fiscali, all'utilizzo anche di fiduciarie e quant'altro, eccetera, eccetera. Apporto di nuova finanza a supporto del progetto. Il progetto è nato un anno fa circa, comportava e comporta una dote, diciamo uno stanziamento fino a 5 miliardi nel triennio a supporto di queste iniziative, con delle offerte modulari, sia per quanto riguarda la durata dei finanziamenti che soprattutto per quanto riguarda la durata dei preammortamenti, cioè quella fase, come un po' tutti sanno, insomma, dove è un po' più delicata, dove si tratta di rendere più sostenibile possibile per l'impresa, diciamo, la fase di start-up dell'iniziativa. No? Privilegiando, come dicevo, un'offerta turistica integrata, quindi che valorizzi il territorio e le sue eccellenze. Ora, è chiaro che quanto più piccolo è il territorio, quanto più piccola è la dimensione dell'impresa, tanto maggiore deve essere il livello di socializzazione, di integrazione, di sinergia, che poi questo si estrinsechi con una partnership commerciale, piuttosto che con un accordo di filiera, piuttosto che con una rete o con un consorzio, però ecco, diciamo, si parlava di mindset, cioè la sfida è quella di sollevare intanto il livello di qualità di tutte le piccole iniziative, e quanto più questo livello di qualità viene sollevato in maniera concertata, cioè insieme, tanto maggiore sarà la velocità del cambiamento e anche la velocità del miglioramento, e renderà tanto più appetibile per un istituto bancario come il nostro, ma anche per qualunque tipo di investitore, diciamo, più o meno istituzionale, la singola iniziativa. Mediante anche il coinvolgimento di imprese sociali, profit o no profit, con progetti anche che siano sostenibili nel tempo. Parliamo di sostenibilità nel senso di un uso più razionale e, diciamo, perpetuabile delle risorse, e dove l'impatto sociale non sia come dire, un esercizio teorico o peggio ancora retorico, ma sia una grandezza misurabile. Quindi interventi finanziari che prevedano, a seconda del livello di socialità o di sostenibilità, oltre a un contributo in conto interessi, ma quello, diciamo, si sa che la banca, qualunque banca che opera in questo settore, ha la possibilità di attingere a risorse, ad avere un funding, diciamo, a prezzi calmierati, a tassi agevolati, e quindi non fa altro che restituire o ribaltare questo beneficio a vantaggio dell'impresa cliente. Ma anche qualora il livello di socialità dell'intervento o di ricaduta anche sociale e di sostenibilità fosse particolarmente elevato, prevede anche dei sistemi, dei meccanismi di premialità, quindi di erogazioni, di liberalità a vantaggio delle singole iniziative. Penso ad esempio al recupero del patrimonio artistico, storico, culturale, la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche, delle diverse vocazioni territoriali, l'upgrade dei borghi, se ne è parlato anche con te Massimiliano in diverse occasioni, anche con qualche sindaco, dei centri storici. È chiaro che poi in alcuni di questi interventi probabilmente, o magari alcuni di questi interventi possano anche magari necessitare di una sorta di collante pubblico, no? Perché magari un pezzo dell'investimento, o perché è infrastrutturale o perché ha particolari ricadute, magari richiede il coinvolgimento magari di controparti pubbliche, ma non necessariamente.
E tutto questo ha, come dire, ha degli specifici obiettivi che magari abbiamo all'inizio del ragionamento e del discorso, abbiamo tracciato magari in maniera più disarticolata e meno definita, ma che sono definiti e che sono quelli appunto di, in prima battuta, sviluppare appunto un'offerta, una proposta di qualità che coinvolga il più possibile gli attori del territorio, rafforzare le identità regionali tipiche e anche la vendita dei prodotti locali, consolidare il posizionamento del Made in Italy, da qui il richiamo al nome della nostra iniziativa, appunto Made for Italy, aumentare la permanenza media dei turisti e quindi incrementando ovviamente il relativo indotto e limitare, da ultimo, l'impatto della stagionalità, diversificando l'offerta e attraendo quindi maggiori turisti e, come dire, buyer internazionali. Ora, penso che, diciamo, con questo i punti di contatto, con i principi ispiratori del Meet Forum, ma anche con i temi trattati nella giornata, penso che siano veramente tanti. Poi alcuni di questi magari sfiorati o trattati in parte anche stamattina da Fabio Brigante di Borsa Italiana, alcuni magari trattati di meno, per cui ecco, penso che, e spero che possano offrire spunti di riflessione e di ragionamento. Ti posso fare, Certo. se hai completato Io ecco, con questo l'esposizione. avrei concluso, ma Ok, l'auspicio è di poterci magari rivedere l'anno Venturo in una dimensione, in un format magari reale. più analogico e meno digitale, ed è l'auspicio ovviamente Ok. che auguro a tutti. Ti faccio io qualche domanda, vista la mia doppia giacca di uomo della finanza e di uomo del turismo, penso di essere in grado di farti delle domande. Stiamo puntando alla valorizzazione degli attrattori latenti, il che significa che probabilmente questa attività sarà svolta da piccole imprese in fase di start-up. Esempio, i nostri local expert stanno facendo esattamente questo, cioè vanno a scovare gli attrattori per inserirli all'interno di una piattaforma che poi col tempo genererà ovviamente dei ricavi. Ecco, il sistema bancario come è in grado di sostenere questa tipologia comunque di operatori che non avendo ovviamente una storia del credito, e ripeto, da uomo della finanza lo capisco bene, ma tu cosa consigli? Cioè, se tu avessi un figlio che vuole fare il local expert in un paesino della Sardegna e che vuole inserire tutto il ben di Dio emerso, trasformarlo in prodotto latente, inserirlo all'interno dei nostri canali per cui un giorno avere un bel reddito, ovviamente sulla base di un business plan sostenibile, tu cosa gli consiglieresti? Parlo ovviamente dal punto di vista finanziario. Allora, premesso che i sistemi diciamo, di misurazione del credito non cambiano, non mutano per una banca, per un'istituzione come la nostra che fa appunto il credito commerciale, iniziative come quelle che tu citi e come un po' dicevo io prima, necessitano sicuramente di essere supportate, ma intanto supportate alla base dal punto di vista imprenditoriale, cioè di essere, come dire, concertate in ottica di rete, in ottica di filiera. Cioè se sono diciamo, delle iniziative sporadiche o Isolate. singole, non che non vengano esaminate assolutamente, però chiaramente hanno intanto una diversa probabilità di successo e quindi anche magari l'appetibilità bancaria è misurata in maniera diversa e quindi magari i canoni del rischio di credito possono mutare. Ma se io parto dal presupposto che se il progetto è buono e ancora di più, se il progetto è fatto in un'ottica integrata come quello che, come la stavo raccontando prima, la liquidità non è un problema. Che venga dalle banche o che venga da iniziative che magari come quelle ultime che sta facendo anche, che sta mettendo in campo lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti che riguardano start-up piuttosto che imprese già operative, penso che non sia un tema di liquidità.
Penso che Ok. sia un tema di sollevare il livello di qualità dei progetti, degli imprenditori, in un territorio come il nostro, che non ha una forte vocazione, come dire, Imprenditoriale. cooperativistica, no? Più che imprenditoriale, proprio Corporativista. Diretta. di cooperativa e di fare rete. Ecco, questo secondo me è un salto prima culturale, oltre che poi imprenditoriale, che secondo me sarebbe opportuno fare. D'accordo. Oltre ovviamente a questa esigenza che poi va a solidificare, no, le basi del business, perché nel momento in cui tu fai rete, nel momento in cui crei un progetto di rete, riduci drasticamente il tuo rischio imprenditoriale, perché una parte comunque lo Certo. condividi e riesci quindi ad aumentare il rendimento a parità di rischio o viceversa, che poi è l'unica valutazione che una banca deve fare. Detto questo, però, ti faccio la stessa domanda che ho fatta a Fabio. L'alfabetizzazione finanziaria comunque degli imprenditori è ancora troppo bassa. Come, come si fa a iniziare a creare un'infrastruttura che secondo me può essere di vantaggio reciproco sia per l'imprenditore che per la banca? Come si fa a come si fa a insegnare a questi imprenditori come si fa, come si ottiene il credito, come si ottiene la liquidità, come ci si finanzia? Allora, all'interno anche di uno diciamo, dei pilastri di questa iniziativa Made for Italy di cui parlavo è anche appunto investire sull'educational imprenditoriale della clientela, proprio perché si sa che in Italia, e a maggior ragione in Sardegna, il tessuto imprenditoriale è prevalentemente costituito da piccole realtà, da piccole e medie realtà, e quindi necessita a volte spesso di un supporto proprio formativo. È previsto che per i progetti che vengono selezionati sulla base di quelle caratteristiche che citavo prima, quindi una forte integrazione, si parla in generale di agri-food, che ci siano momenti, quest'anno diciamo per cause esogene va di moda il webinar, però che ci siano momenti di contatto con autorevoli esponenti del mondo universitario piuttosto che del mondo industriale per fornire formazione agli imprenditori che vengono intercettati e che presentano progetti aventi queste caratteristiche. Chiaro, noi con questo non è che pensiamo di risolvere l'educational, diciamo, o il, come dire, il delta che il paese in questo momento ha, però riteniamo con i numeri che ho espresso di poter fare diciamo, un grande salto anche in questa direzione. Allora, mi ricollego un po' al Meet Forum 2019. La giornata di chiusura c'era un bel tavolo dove c'erano i vari operatori finanziari, ognuno nel proprio ruolo. Quindi c'era il fornitore di capitale di rischio, c'era il fornitore di fondo perduto e c'era il fornitore classico di debito. Ecco, secondo te perché non ci sono oggi figure in grado di orchestrare questa tipologia di interventi? Eh, per quale motivo ancora non si riesce a capire che non può che una struttura finanziaria solida, a parte il fondo perduto che spesso ha anche un effetto probabilmente di droga delle iniziative imprenditoriali, cioè rende valide ciò che di fatto spesso non potrebbero esserlo, ma per quale motivo non si riesce a orchestrare degli interventi congiunti? Ad esempio, in particolare sul capitale di rischio c'è un grande tema, no? In paesi anglosassoni in particolare, ma anche diversi paesi dell'Europa, l'accesso al capitale di rischio è molto più strutturato, no? Mhm. Mi diceva sempre il mio professore di economia degli intermediari finanziari che esistono due modelli, il modello anglosassone dove le imprese parlano al mercato e il modello diciamo europeo dove le imprese parlano direttamente con gli intermediari finanziari e quindi le banche. Okay? Cioè noi in questo momento comunque nei momenti di credit crunch, cioè di riduzione drastica del credito, il modello anglosassone è in grado comunque come si dice, di compensare di più, no? Una carenza di liquidità, proprio perché
il mercato prende tutto a qualsiasi prezzo, ok? Quindi alto rischio, i soldi te li do, ma comunque a determinate condizioni, cosa che invece non succede in Europa. Cosa ne Allora, pensi? ma hai raccontato, hai fotografato una situazione del paese che è sotto gli occhi di tutti, cioè l'Italia è sempre stato un paese dove le PMI prevalentemente hanno utilizzato il fornitore bancario, diciamo, per esigenze di liquidità, per esigenze di investimento. Il passaggio al modello italiano, il passaggio al modello anglosassone richieda tempo e un cambio culturale importante. Si sta cercando da anni, e Unicredit da questo punto di vista ha anche nel settore una posizione di leadership, di utilizzare, chiamiamoli degli strumenti ibridi, che poi ibridi non sono, per, come dire, veicolare, traghettare un pezzo dell'imprenditoria che inizia, come dire, anche a aumentare a livello appunto di educational, il livello di maturità e di consapevolezza finanziaria su strumenti come possono essere il mini bond, piuttosto che magari su alcuni settori i cosiddetti basket bond che sono stati lanciati ad esempio da Unicredit recentemente per quanto riguarda il settore del vino e il settore del lusso, ecco, del fashion. Sono iniziative che vanno in quella direzione. Chiaramente non è capitale di rischio, è capitale di debito, per un capitale di debito che in teoria Non è in aumenta casa la centrale rischi? a parte quello, sì, e poi Mm. comunque fa crescere anche a livello qualitativo diciamo, le compagini finanziarie delle varie aziende e la maturità e la consapevolezza finanziaria dell'azienda. Poi ci sono aziende che usano questo per poi magari fare decisioni un po' più tranchant, come può essere quotazioni piuttosto che coinvolgere fondi o altri investitori. Ci sono aziende che lo fanno come una pura diversificazione del capitale di debito e quindi con altre finalità. Esiste secondo te nella filiera del turismo un rischio specifico sul credito? Ma allora, per quanto riguarda la nostra credit policy, Unicredit è ormai anni che punta tantissimo sul turismo. Punta sul turismo, punta sui settori collegati, come dicevo, all'agri-food. Il fatto che confermi e che partecipi a queste sessioni in maniera attiva, ma non solo in Sardegna, in tutta Italia, ogni qualvolta ci sono appunto eventi o situazioni similari di questo tipo, è la conferma che è un settore per noi vincente, un settore importantissimo. Per cui se anche ci fosse, come per tutti i settori, comunque il rischio di credito è comunque un rischio che la banca ritiene ponderabile. Che ti faccio un'ultimissima domanda. Le imprese del turismo ovviamente sono state pesantemente colpite dalla crisi Covid. Credo che il sistema finanziario sotto questo punto di vista sia stato fondamentale per non scatenare un effetto domino di default che avrebbe praticamente distrutto completamente la filiera. L'ha fatto ovviamente utilizzando le garanzie statali, però sappiamo benissimo che le garanzie statali, soprattutto anche di uno Stato che qualche debituccio ce l'ha, valgono fino a un certo punto. Quindi il sistema finanziario italiano ha dovuto comunque sobbarcarsi questa carenza di liquidità improvvisa di quasi tutte le imprese del turismo. Ecco, Unicredit ovviamente ha fatto la sua parte e l'ha fatta in tutte le imprese collegate non solo. Secondo te quanto sarà sufficiente, quanto sono sufficienti questi interventi per garantire comunque la continuità aziendale e a che percentuale di aziende? Perché ci sarà comunque una percentuale che nonostante questi interventi non ce la farà. Ma se rispondere a questa domanda in costanza di piena emergenza è complicato, nel senso che vorremmo tutti che questa emergenza si fosse conclusa per poter iniziare a fare non solo un bilancio, ma anche un ragionamento prospettico un po' più, come dire, un po' più compiuto. Non è mia intenzione non rispondere,
chiaramente bisognerà guardare, ci sarà un'attenzione, come c'è stata anche nel supportare tutte le imprese, qui non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno in questo periodo, utilizzando i vari meccanismi governativi, di garanzie governative e i vari decreti, utilizzando come dire, la diligenza del buon banchiere, no? Quindi misurando il rischio di credito e i numeri attuali, storici, attuali e prospettici delle singole aziende. Poi è chiaro che prima questa emergenza terminerà e prima si riuscirà a ricondurre, a normalizzare anche i nostri, come dire, i nostri misuratori, i nostri algoritmi di rischio per calibrare meglio e circoscrivere anche eventuali situazioni magari di rischio non magari a suo tempo non particolarmente considerate o magari sottovalutate. Ecco. Diciamo che bisogna fare una depurazione dello shock e vedere un po' che cosa Beh sì, rimane. l'auspicio è che il 2021 da questo punto di vista come dire, si caratterizzi per un rilancio e una ripresa di un po' di tutte le industrie, sia quelle più direttamente coinvolte dal lockdown di vario tipo, sia quelle magari meno coinvolte in una fase iniziale, ma che magari lo sono state in una fase successiva. Bene, Meet Forum 2021, quindi Speriamo come la fisico, vedi? speriamo E fisico. ovviamente con Unicredit ancora main sponsor, te lo facciamo dire pubblicamente così ti vincoliamo un Con po' questo auspicio. furbescamente con questo auspicio, ovviamente scherzo. Grazie Marco del Grazie a voi, tuo grazie a tutti, intervento. grazie a tutti. Spero siate soddisfatti di questa edizione. Abbiamo fatto davvero in extremis, però credo che alla fine ce la stiamo cavando. Grazie dell'attenzione a tutti quanti. Grazie Marco.